giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, che quelli della mia generazione conoscono perché ci ha fatto conoscere il football americano all'NBA un po' di anni fa, ma continua, voglio dire, adesso chiacchieravamo un po' di basket insieme, voglio dire, e per cui basta, io avrei ben poco da dire, lascio la parola a lui che mi sembra molto più interessante. Guido, grazie. Non so se questo funziona, Sì, perché ho visto qua, ecco, è un po' anche il mio mestiere andare a ficcare il naso nei meccanismi per la voce e per l'immagine. Allora, grazie, ho saputo che c'è anche la concorrenza dei Legnano Knights, che stasera si gioca una parte di ritorno in A2, e quindi pochi ma buoni, come si dice in gergo, che non fa mai male. E tra l'altro una Legnano che io ricordo in Serie 2, poi ha avuto le sue peripezie come tutte le città di provincia in un basket che allora aveva anche troppe squadre, adesso forse ne ha troppo poche, e quindi se magari riuscisse a salire sarebbe un bel colpo. Ma parliamo di basket NBA. Allora, questo che avete visto è un libro che ormai è uscito a novembre, quindi in tecnica editoriale siamo un po' a fondo corsa, siamo un po' arrivati alla fine, perché è un libro che dura più di 6 mesi, a parte la Divina Commedia, se non facciamo paragoni azzardati, però i libri di solito hanno 3, 4, 5 mesi di vita, qui siamo un po' di più. Domenica ho anche una cosa che per me è un punto d'arrivo, perché non l'ho mai fatto, che il Festival del Libro a Torino, la fiera più importante, e per me è una cosa molto molto bella e interessante. Allora, qui siamo di fronte alla celebrazione di un giocatore che può essere considerato o meno il migliore di tutti i tempi, come dicono gli inglesi, the jury is still out, c'è la giuria ancora in camera per decidere colpevolezza e innocenza, un modo di dire che gli americani usano molto anche nello sport. Ovviamente i concorrenti di LeBron James del passato sono tanti e ben agguerriti, da Dr. J a Larry Bird, a Magic Johnson, a Kobe Bryant, e tanti altri, anche Chamberlain, Jabbar, che magari vengono dimenticati perché poi i giocatori sono anche troppi. In questo libro, quando più o meno eravamo un anno fa, un po' di più, 13 mesi fa, aprile 2024, mi chiama la responsabile dei libri di Cairo, editore, e mi dice se volevo fare la biografia di LeBron James. E la mia risposta è stata no, assolutamente no. E fa, ma come no? No, perché la biografia di LeBron James intanto è stata fatta bene da parecchi scrittori americani, e quindi chi sa l'inglese la può trovare, oppure magari c'è già la traduzione. Sono state fatte delle biografie, un paio credo, italiane, e allora ho detto non credo possa interessare a nessuno a questo punto che un giornalista italiano racconti di LeBron James quando c'è appunto un pregresso così importante. E la risposta è stata: e allora cosa facciamo? E allora facciamo che io racconto LeBron James in un romanzo che non ha mai fatto nessuno, che io sappia, in Italia non di sicuro, poi magari, che ne so, nelle Filippine, dove il basket è lo sport nazionale, qualcuno ci ha provato. E la risposta è stata: è una buona idea, ma come lo vorresti fare? In un modo abbastanza semplice, ho risposto: vorrei raccontare LeBron James a degli amici, a dei ragazzi come loro, per fargli capire cosa è stato, cos'è e cosa potrà essere in quella che viene definita legacy in inglese, cioè in quello che lascerà quando si ritirerà. Adesso a 40 anni e mezzo, prima o poi appenderà le famose Nike al chiodo. E il modo migliore era di trovare un posto dove io potessi fingere, perché lì è un misto tra fiction, perché il libro è inventato per la parte dei personaggi, anche se un paio sono reali, però io parlo di cose vere, quindi è una semi-fiction, mettiamola così. Trovare un posto dove raccontare la vita di un giocatore con tutti gli annessi e connessi non era facile, allora mi è venuto in mente
che si poteva farlo in aereo. Un Roma-Los Angeles sono più o meno 12 ore abbondanti, anche se uno schiaccia un paio di pisolini per, diciamo, percorrere questo percorso. L'altra cosa, ho detto, però io lo vorrei utilizzare anche per raccontare, ed è stata la parte più interessante secondo me, per me, poi magari per voi no, raccontare tutta la parte della mia vita che riguarda la mia conoscenza e frequentazione di Michael Jordan, Kobe, Magic Johnson, le mie prime esperienze quando avevo 20 anni a vedere i Lakers dal vivo piuttosto che Philadelphia, il fatto di aver giocato con Varese contro San Antonio, quindi una partita NBA. Però per raccontare tutte queste cose o credi molto in te stesso, nel senso che sei uno che vuole dire tante cose e magari uno può dire ma chi se ne frega, oppure l'escamotage da scrittore abbastanza navigato è quello di farti fare le domande, cioè gente che ti chiede, gente che sa e che magari ti chiede qualcosa sull'argomento. Quindi avevo apparecchiato la tavola in pratica, ho selezionato i personaggi, tranne uno fictionary, cioè di finzione, in aereo con me, che sono due ragazzi tipo voi, che a 16 anni vanno in America, a Los Angeles, all'high school per fare un'annata al liceo per poi vedere cosa succede, un occasionale appassionato di basket che sente e che vede, mi conosce e sente che io vengo presentato ai ragazzi, un po' come è stato fatto adesso dal papà che li accompagna essendo minori in aereo, il copilota del volo ITA Roma-New York, Roma-Los Angeles, appassionato di pallacanestro, e poi un mio amico che incontro in aereo, uno che si chiama Mario Losio, che esiste veramente, è proprietario tra l'altro del Big Store a Formentera, che è un po' una specie di mecca per gli appassionati di basket, perché c'è un po' di tutto. E niente, da quel momento lì è diventato un esercizio dove io praticamente racconto a queste persone in aereo tutto quello che loro vogliono sapere. Sono domande diverse, perché le domande fatte da un quindicenne sono ovviamente meno storiche, ma più attuali, su LeBron e sul basket NBA di oggi. L'altra persona che in aereo è un rappresentante di fuochi d'artificio che va a Las Vegas per pensare allo spettacolo di Capodanno, è chiaramente un po' più âgé, un po' più navigato, e mi chiede un po' di storia NBA. Il pilota che va spesso in America per lavoro è appassionato anche lui. E poi io questo libro l'ho scritto tra maggio e le Olimpiadi di Parigi. Durante le Olimpiadi io non dormivo mai, perché di giorno eravamo sui campi, di notte io scrivevo. E chiaramente ho dovuto immaginare tutto quello che poi in realtà è successo. Non ho potuto immaginare della trade, dello scambio con Luka Doncic, perché lì neanche Luka Doncic avrebbe mai pensato una cosa del genere, però tutto quello che poi era il compleanno di LeBron in dicembre, ma soprattutto quello che sarebbe accaduto a fine ottobre con Bronny, suo figlio, che avrebbe giocato con lui una partita storica, quello lì io me lo sono solo inventato. Sono stato, direi, abbastanza esperto, perché ho immaginato quello che poi è successo, cioè che Bronny è un buon giocatore, non sarà mai come suo padre, magari fra 2 o 3 anni sarà un decente giocatore NBA, un buonissimo giocatore per l'Europa, se mai vorrà venire, e tutto questo viene, diciamo, preannunciato in un libro che oggi, se lo leggete, racconta una cosa che si è già svolta. Quando è uscito a fine ottobre raccontava una cosa che di lì a poco sarebbe successa. E dentro c'è ovviamente un po' tutto, c'è la storia di LeBron James con tutti i passaggi, sia quelli dove non ero presente, a quelli che sono di più dove c'ero, tipo l'ultima partita giocata da liceale all'high school, un gigante tra i bambini, dominando completamente, vincendo il titolo prima di passare direttamente ai professionisti, al momento a Cleveland con il tradimento, i titoli, 2 titoli a Miami, il ritorno a Cleveland con la vittoria, quasi fosse una redemption per lui,
con i Cavs, l'altro tradimento vissuto molto in maniera più leggera per andare ai Lakers, perché lui voleva dimostrare di poter vincere dovunque, e poi alla fine, anche se nella bolla, ha vinto anche i Lakers, quindi lui possiamo dire che dovunque è andato ha vinto, perché ha vinto all'high school, ad Akron, ha vinto con i Cavaliers anche se al secondo giro, ha vinto 2 volte a Miami e ha vinto con i Lakers, quindi direi che da questo lato non c'è problema per inserirlo tra i migliori di tutti i tempi. Le cifre chiaramente ci dicono che è il meglio di sempre, perché è il giocatore che ha segnato più punti, è il giocatore che a 40 anni gioca ancora come uno di 25, e al di là del pasticcio che hanno fatto i Lakers da quando è arrivato Luka Doncic facendo una squadra che mai avrebbe potuto vincere, al di là di quello ha fatto un campionato con le cifre un po' più basse, però un campionato sicuramente all'altezza della sua fama, e sono convinto che ne ha nelle gambe almeno altri 2. E LeBron James, che è un personaggio, a differenza di Michael Jordan e di Magic Johnson, forse meno empatico a livello personale. Io ho una casa a Portofino, posto dove passano tutti, da Obama a Putin a i giocatori di football americano d'estate, passa Magic Johnson, è passato Michael Jordan. Io l'ultima volta che ho visto Kobe, poco prima che morisse, l'ho incontrato d'estate a Portofino, 6 mesi prima che ci fosse l'incidente in elicottero, e anche LeBron James è venuto più volte anche l'anno scorso. E i ristoratori di Portofino, che sono lì da sempre, padri e figli, li hanno ospitati tutti a cena, ospitati, hanno pagato, però comunque li hanno avuti a cena un po' tutti. E nella loro personale classifica LeBron è ultimo. LeBron non dà soddisfazione, LeBron non fa comunella con gli altri. Magic è il primo, Magic sta fino alle 2 di notte a raccontare le storie ai camerieri, Magic fino all'ultimo che gli chiede un autografo. Portofino, dove ci sono personaggi, io ho passato un'oretta con Giorgio Armani, sembrava di essere con i Beatles, lì c'erano anche molti stranieri, una fila di centinaia di persone che volevano farsi un selfie con Giorgio Armani. E Magic Johnson, io non l'ho visto personalmente, mi ha raccontato che è rimasto a Portofino la sera fino a mezzanotte a firmare autografi a tutti quelli che magari non sapevano neanche chi fosse, però vedevano uno alto 2,9 metri, tra l'altro Magic Johnson è bello anche imponente, mentre LeBron James è sempre la guardia del corpo, poco scambio di parole, però con i fatti ha dimostrato che intanto ci si può, per fortuna ma anche per bravura, anche praticamente non infortunare, perché tutti gli altri, Magic ha avuto un infortunio, Jordan ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori praticamente quasi una stagione, tutti i grandi hanno avuto degli infortuni pesanti. LeBron anche quest'anno è stato fuori un po', però l'infortunio, quello che stai fuori 10, 12, 18 mesi, il tallone, il tendine d'Achille, piuttosto che il crociato, piuttosto che il rotuleo, lui niente. Perché? Perché, ripeto, è stato sicuramente fortunato, la fortuna anche di madre natura che l'ha dotato di un fisico da superuomo, ma sin da ragazzino ha capito che il suo investimento, cioè quello che per lui è la libreria, per LeBron James è il corpo. Come qui la libreria è stata rimessa a posto, sarà un punto di incontro di Legnano per il futuro, ci sarà un investimento su questo luogo, per LeBron James il corpo è tutto. Quindi lui, già appena passato tra i pro, piano piano, quando è arrivato poi a Miami, aveva, ed ha adesso ancora, il suo personal trainer, il suo, chiamiamolo masso fisioterapista, e il suo cuoco personale. Costo globale del tutto qualche milione di euro che paga lui. Lui non vuole nulla, magari glielo darebbero, sono suoi personali, quindi lui la mattina a casa o in trasferta, comunque tutti i giorni c'è una dieta perfetta, un allenamento al di là di quello della sua squadra, suo, stretching, regolamentazione delle ore di sonno,
insomma, è una macchina perfetta. Di macchine così perfette nel mondo dello sport ce ne sono state poche, ripeto, stiamo parlando di gente anche fortunata dal lato del DNA, perché di giocatori meravigliosi, non pazzi, ma sfortunati il mondo dello sport è pieno. Ne volete uno? Così mi viene in mente, non so perché, Casiraghi nel calcio. Casiraghi è un fenomeno, va al Chelsea, dopo non so quante partite, poche, si spacca un ginocchio, finita la carriera. Quello lì, puoi farci niente, puoi avere anche 10 cuochi che ti fanno il miglior menù possibile, però se ti fai male, ti fai male. LeBron James ha capito questo e ha capito anche un'altra cosa, e questa non è facile da comprendere, che la vita al di là del basket deve essere regolamentata. È sposato con la sua fidanzata del liceo, ha 3 figli con lei, sua madre che lo ha cresciuto, la persona più importante della sua vita, non lo incontrerete mai in discoteca fino alle 3 di notte, non lo incontrerete mai a fare baldoria, magari in fuori stagione sì, ma durante la stagione. Giocare a Miami è bello, ma è anche molto difficile, un po' più facile giocare a Cleveland, anche Los Angeles, Miami più di tutte attira una calamita per tutto quello che non è sport. LeBron James ha evitato nel suo periodo, iniziato molto male a Miami, finito così, però con 2 titoli nel mezzo, LeBron James ha evitato quel tipo di vita e ovviamente tutto questo ne va a vantaggio della sua carriera sportiva. Prima, parlando di Casiraghi, stavo per arrivare a Ronaldo. Ronaldo è un altro così, non lo si direbbe mai, ma Ronaldo, che non ha 40 anni, comunque ci sta arrivando, è uno che voi non lo vedrete mai in discoteca sui tavoli a ballare. C'è stato solo uno scandalo, quello della stripper a Las Vegas, peraltro qualcosina lui aveva fatto, ma montato da tutti per cercare di succhiare ovviamente soldi a un personaggio come lui. Ronaldo ha un fisico incredibile, il poster di Ronaldo è il famoso gol fatto alla Sampdoria, che peraltro in questo momento sta giocando con la Juve stabile per non retrocedere in Serie C, quindi siamo sotto il tavolo per quanto riguarda lo sport, il famoso gol di testa saltando con la Juve, un gol che è un poster, perché nel basket si parla di elevazione verticale da fermo. Stavo guardando i numeri, c'è un giocatore che gioca a Houston che si chiama Amen Thompson, che ha un gemello che gioca a Detroit e ha 1,10 m di stacco da fermo. Mostruoso veramente. E Ronaldo, siamo a quei livelli lì. Ma anche Ronaldo, quando ha fatto quel tipo di gol con la Juve, non aveva 40 anni, ma non aveva neanche 22. Anche lì bisogna pensare, grazie a Madre Natura, ma grazie al fatto che Ronaldo, non come LeBron, però ha chi lo segue personalmente, pagato da lui. Adesso magari in Arabia se li fa pagare, però nei suoi giri precedenti al Manchester, al Real e alla Juve erano di sua proprietà, gestiti e utilizzati solo da lui. E questo è il motivo per cui LeBron James è nel Gotha. Poi nella quarta di copertina del libro trovate anche una dichiarazione di Isaiah Thomas, che non ha praticamente giocato con LeBron, l'ha sfiorato, ma dice: se io devo guardare i numeri, LeBron James è il numero 1, perché oltre ai punti segnati ci sono anche i rimbalzi e gli assist che giocano dalla sua parte. Chiaramente aver giocato 21 anni in NBA aumenta le cifre, perché sull'angolo singolo, io quando guardo le statistiche di Chamberlain, che i giovani probabilmente non sanno neanche chi è, giocatore di 2,18 m, che era talmente dominante che si poteva anche non giocare. Will Chamberlain ha fatto nel 1966, cito a memoria, una stagione con 50 punti di media e 25 rimbalzi di media a partita, una stagione NBA. Chiaro che Will Chamberlain ha giocato molto meno di LeBron James e quindi se si fa la media partita, Will Chamberlain non sarà mai raggiunto da nessuno, è quello dei 100 punti a Hershey in Pennsylvania contro New York. Mai nessuno più farà 100 punti in NBA. Tutto è possibile, sono venute giù le torri gemelle,
può capitare che uno faccia anche 100 punti. Hanno eletto un papa americano, può capitare anche che uno faccia 100 punti, però è difficile, così come è difficile una stagione da 50-25. Doncic, dire che ci è andato vicino, no, però comunque Doncic è uno che è quel tipo di giocatore lì. Ovvio che la concorrenza in campo che ha Doncic rispetto a quella di Chamberlain è molto maggiore, se la deve, diciamo, cercare e trovare molto di più. Chamberlain, a parte Bill Russell e poco altro, lì in mezzo aveva praticamente nulla. Quindi il discorso è sempre quello, è un po' il sale di tutti gli sport. Chi è il miglior giocatore di calcio? Ecco, il calcio non si fa troppa fatica, sono due, Pelé o Maradona, da lì non uscirai mai. Pelé secondo me è il migliore per come giocava, Maradona per quello che è riuscito nel bene e nel male anche a creare. Il calcio non avrà mai nessun altro, neanche se Yamal diventerà l'idolo delle folle, che può andare ad attaccare quei due. E la pallacanestro, come dicevamo, la giuria ancora in Camera di Consiglio e sta decidendo. Anche perché poi in tutto questo discorso Isaiah Thomas sembra un deficiente, invece ha vinto 2 titoli con Detroit e Detroit li ha vinti grazie a come passava la palla lui. Larry Bird ha fatto delle cose, a parte che nessun caucasico aveva e avrebbe mai fatto, e ha fatto vincere tanto Boston. Dr. J viene quasi dimenticato in tutto questo, e nella procedura vengono dimenticati Moses Malone, vengono dimenticati Hakeem Olajuwon, giocatori che hanno fatto la differenza vera in campo. Kobe non viene dimenticato, anche purtroppo per quello che è successo, e quindi mettere tutto insieme è difficile, però il succo dello sport è il bello anche questo. Nel nostro campionato di calcio, dico purtroppo ha giocato Maradona, perché se non ci fosse stato Maradona potremmo dire che è stato il miglior giocatore della storia del calcio italiano. Maradona è sempre un tappo. In Spagna, in Argentina, in Italia non si vota, in altri posti sì, in Inghilterra possono votare. Per il basket italiano si può, la discussione è aperta, storia di tempi passati, D'Antoni piuttosto che Meneghin, tempi un po' più moderni, e nel basket universale, come ognuno di voi si può creare la sua preferenza. Scrivendo questo libro, poi leggendo un po' anche altre cose, al di là dell'empatia, il discorso che vi ho fatto su Portofino e tutto il resto, scrivendo questo libro, il fatto che lui a 40 anni gioca ancora così mi fa pendere verso di lui. Gli altri hanno finito prima perché avevano finito anche la benzina prima, o avevano finito le cartilagini, o avevano finito i tendini, o avevano finito la voglia, o avevano finito, che so io. Lui non ha finito niente, c'ha ancora voglia, c'ha ancora i tendini, le cartilagini, ancora qualsiasi cosa, e quindi credo che in questo momento sia da qualche parte in giro per il mondo, magari a Portofino, non lo so, non credo perché me l'avrebbero detto, a smadonnare sul fatto che i Lakers, quando hanno preso Doncic, non hanno avuto l'idea, anzi ce l'avevano perché avevano preso uno buono ma non buonissimo da Charlotte, non hanno avuto l'idea che senza un centro, vabbè che il basket è cambiato, ma senza un lungo, se non due, l'NBA non la vinci. Tant'è che sono usciti col direttissimo al primo turno con Minnesota senza mai vedere neanche la stazione d'arrivo. Vi lascio con una kick da giocare con i vostri amici. LeBron James, stiamo parlando di basket perché nel baseball Griffin con suo figlio ha giocato quando giocava a Seattle, quindi c'è il papà e figlio che hanno giocato la stessa partita. Nel basket ho scoperto da poco che Hartenstein, il centro di Oklahoma City, che di passaporto è tedesco perché è nato in Germania, ha giocato con suo papà nel campionato tedesco una partita. Quindi d'ora in poi, quando vi diranno ma alzate la mano, no, è meno, diciamo, glamour Hartenstein, che pur sta facendo un ottimo lavoro a Oklahoma City come centro, però potete giocarla e fare così col dito, no, come faceva di Kemba Mutombo, no. Ce n'è un altro appunto, Hartenstein padre e figlio nel campionato tedesco.
nella Bundesliga di basket, che magari non è l'NBA, però è sempre qualcosa. Grazie. Faccio alle domande evidentemente. Anche Menechini. Poi lui sa disponibile. Meneghe l'ho detto prima, come il miglior giocatore italiano. No, che ha giocato col figlio. Che ha giocato col figlio, sì, È vero. certo, però quella partita lì era una partita ufficiale? Sì, Contro Varese, contro bravo. Varese. Sì. Trieste, con 2 da Trieste contro Sì, Varese. me l'aveva detto Andrea, sì, è vero, bravissimo. Quindi ce le 3. Quindi LeBron non ha fatto niente. Il terzo alla fine. Alla fine è il Qui terzo. non comprate il libro. Alla fine è il terzo lui. Quindi se volete domande assolutamente libero. Guido Bagatti è disponibile alle firmacopie per chi non l'avesse ancora fatto. A voi la parola. Prego, liberamente, credo che si sente, se volete il microfono lo porgo. Se volete chiacchieriamo un attimo. Poi chiacchieriamo un attimo liberamente, magari, voglio dire. Perché poi in questo momento qua, quando alla fine, adesso ripeto, qua siamo pochi ma buoni, ma quando c'è anche tanta più gente, il momento della fine, quando ti chiedono, tipo la settimana scorsa ero a Udine per la promozione della squadra, l'API che è tornata in Serie A, e alla fine anche una domanda, e che ci sono due: o sei stato bravissimo o non hai fregato nulla a nessuno di quello che hai detto, perché o sei stato esaustivo, non c'è bisogno di fare nessuna domanda, o viceversa proprio hai detto una marea di puttanate tali che nessuno osa contraddirti. Io ho una domanda. Vai. Volevo chiedere se Senti, dai, c'era un motivo particolare per aver messo LeBron con la maglia della nazionale o... Motivo di diritti ok. di Cairo, che l'aveva messo con la maglia dell'NBA, e l'NBA gli ha chiesto tipo 1 milione di diritti e quindi era già pronta la copertina, l'avevo già vista e mi hanno chiamato e detto non possiamo mettere questa foto, e abbiamo trovato questa, che peraltro è una foto che è di Parigi, quindi è anche abbastanza sul pezzo, recente, non è cambiato nulla. Motivo solo economico di una lega che cerca di guadagnare e guadagna su qualsiasi aspetto. Grazie. Guido, una domanda, una curiosità su LeBron. A me è piaciuto ad esempio vedere The Last Dance piuttosto che il documentario su Bryant, per vedere un po' il dietro le quinte, cioè come si comporta il giocatore in allenamento nei confronti oppure nei confronti degli avversari. LeBron com'era? Perché sia Jordan che Bryant, l'abbiamo visto, erano molto arroganti, molto superbi, molto dittatoriali. LeBron è così o è un po' più umano? Allora, diciamo? intanto sia Jordan che Bryant, quella parte che hai visto è dopo, perché io ho conosciuto Michael Jordan nel 1982-83 quando è venuto a Trieste e ho fatto con lui una settimana ed era una persona adorabile, non era ancora il Jordan. Esatto. Stessa cosa per Kobe. Kobe è arrivato come un fulmine a ciel sereno perché gioca in Italia, ha giocato 2 anni in high school a Filadelfia, quindi all'inizio, poi chiaramente è anche il contorno quello che ti permette di fare la squadra e quello che tu senti di fare. Io LeBron in allenamento l'ho visto all'inizio e alla fine, e ho visto anche a Parigi. Mi è sembrato all'inizio uno come gli altri a Cleveland, tant'è che loro non gli hanno neanche fatto una squadra, ed è questo il motivo per cui non ha vinto una squadra come è stata poi fatta a Jordan. Jordan ha vinto 6 titoli, ma guardate chi aveva intorno, aveva tutti i giocatori perfetti per l'incastro. All'inizio LeBron mi sembrava uno dei tanti, e alla fine anche a Parigi era sicuramente il papà, cioè non era uno che era lì per fare il fenomeno. Io sto parlando con i compagni, non con la stampa, non con, diciamo, il resto del mondo. Anthony Edwards, che poi l'ho anche punito nel primo turno dei playoff, a Parigi era il suo protetto. A Parigi era il più giovane della squadra, era quello con cui lui ha legato di più, e Anthony Edwards, dopo aver vinto con i Timberwolves, con i Lakers, l'ho anche detto che era molto contento, ma mi dispiaceva perché aveva fatto, tra virgolette, male al suo esempio
per crescere che ha avuto durante l'estate.